La vittoria è l'obiettivo numero uno per sorprendere ancora di più, per continuare ad essere imbattibili. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al palazzetto dalla Chiesa, Setti Carraro di Bagheria, provincia di Palermo. C'è Real Termini Sicurlube, 16esimi di finale di Coppa della Divisione. Pallone per Binghioba, spalla alla porta, lasciato lì, si ritorna dietro, Nicolosi appena entrato. Ancora Nicolosi, calcia, Dalba, si allunga. Battuto il corner, Nicolosi, i riflessi di Dalba. La battuta di Wallace, Nicolosi, il gol della Sicurlube, 1-0. È sbucato in mezzo all'area e ha battuto Dalba. Wallace, Campagna verso la fascia, ha sbagliato il passaggio, Campagna interviene, lui arriva a Cassar, poi altro tiro, servito lì il pallone, Nicolosi, largo, c'è la gestione da parte di Andrea Vitale, c'è l'autogol di Paesano, dopo il tiro in diagonale di Andrea Vitale, non diretto in porta. Tocco di Nicolosi, campo quasi aperto per gli ospiti, pallone largo, Nicolosi davanti Dalba, lo supera, quasi a calciare, poi c'è il tiro e c'è la rete da parte di Zanchetta, che dopo una serie di tentativi trova il gol anche lui, a meno 1,9, 3-0 Sicurlube. Montimoreggi, le finte, doppio passo del tiro, gol! Mamma mia che angolo, trovato con velocità, con potenza. Non ha centrato allo specchio della porta, l'attacco proprio di Binghioba, recupera davanti alla porta, Dalba lascia dietro, Campagna il tiro e c'è la rete da parte di Zanchetta, la doppietta personale, 4-1 Sicurlube. Pallone dietro, l'attacco di Zanchetta, anche una spinta, pallone verso la gestione di Paesano, recupera la Sicurlube, Binghioba davanti alla porta, in mezzo Nicolosi, il gol del 5-1 e doppietta anche per Nicolosi. L'attacco a recuperare il pallone davanti alla porta, ancora Fuschi, non sbaglia, c'è il 2-5, il gol di Fuschi. Prova ad avanzare Rosone, c'è spazio, Binghioba davanti Dalba, face to face, Binghioba per Rosone, tiro sporco ma efficace, 6-2, Sicurlube, altro assist di Binghioba. Martinez lungo Nicolosi, pallonetto, bello da parte di Nicolosi, 7-2, tripletta. Insiste la Sicurlube con tanto movimento, Nicolosi si accentra, calcia sotto la traversa, c'è il gol, c'è l'8-2, c'è il poker da parte di Nicolosi. Ultimi 20 secondi a perdere l'equilibrio Rosone, c'è Martinez, la prende lui, pallone largo, Nicolosi in mezzo, esce Dalba, Rosone ce l'ha, lui calcia anche lui e segna, si aggiunge al tabellino marcatori, 9-2, Sicurlube, il gol di Rosone. Possesso palla del Real Termini che dice ciao alla Coppa della Divisione, vince la Sicurlube 9-2.